Sì, allora, nel lontano 2006, nel pieno della battaglia, della lotta contro la madre di tutte le grandi opere inutili e dannose, producemmo questo, adesso si chiamerebbe docufilm, questo video di 50 minuti assieme alla Multimedia Record di Massimo Rossi, filmmaker ambientalista presente anche qua oggi, dal titolo preciso: Venezia e il Mose, quando perseverare è diabolico. Cioè io credo che questo quando perseverare è diabolico illustri la situazione attuale anche dopo 12 anni. Il Mose è stato, la prima pietra è stata gettata, per così dire, col governo Berlusconi nel 2003, però il via definitivo è stato dato dal governo Prodi nel 2006. E anche oggi, che appunto sono passati 12 anni, e quando la fine lavori e la consegna dell'opera è ancora, cioè hanno dato delle date, pari il 2021 per la fine, poi altri 3 anni di sperimentazioni eccetera, ma è al di là di venire, no? 12 anni dopo e 4 anni dopo la grande retata del 4 giugno 2014, con i 35 arresti e aver messo in evidenza tutto quello che noi dicevamo da anni, perché il testo sempre del mandato di cattura, in realtà dei 35 dell'inchiesta giudiziaria, prende tutti i temi che noi avevamo denunciato alla Corte dei Conti, al governo, come Assemblea Permanente del Mose, come associazioni ambientaliste e via dicendo. Quando perseverare è diabolico, perché continuare oggi, dopo lo scandalo che è successo, a voler concludere un'opera, un progetto sbagliato, un'opera che tutti sanno che è un bidone, ci sembra che sia una situazione del tutto diabolica. E ci sembra diabolico anche l'onorevole Pellicani del Partito Democratico, che continua a fare queste interpellanze alle commissioni ambiente e infrastrutture alla Camera, no? Dicendo: ma quest'opera si deve finire, ma cosa dice il governo 5 Stelle, ma cosa dite su quest'opera? No? Pellicani è sempre stato un ultras sia delle grandi navi che le vuole a Marghera, sia di tutte le grandi opere, compreso il Mose. E lo scandalo del Mose non è una questione di corruzione, cioè il più grande bidone del secolo, il più grande scandalo del secolo, parliamo di 1 miliardo, non di noccioline, cioè Mafia Capitale, di cui tutti hanno parlato, consisteva in ruberie di 100 milioni di euro, qua si parla di 1 miliardo di euro che hanno rubato e che hanno una specie di welfare, no? Hanno distribuito a tutti, agli enti locali, anche alle piccole associazioni, perché il Consorzio Venezia Nuova, che aveva ed ha ancora la concessione unica, no? Qua dopo il Ponte Morardi tutti mettono in discussione le concessioni, le privatizzazioni delle autostrade, ma la concessione straordinaria, incredibile per legge al Consorzio Venezia Nuova è in realtà la madre di tutte appunto le ruberie che sono successe. Come si fa a dare un unico pool di imprese il monopolio assoluto sulla progettazione, sulla realizzazione, sui controlli, tutto fatto in casa? Cioè è lì che è stata la questione fondamentale. Il Consorzio Venezia Nuova che si è rivelata un'associazione mafiosa, forse no, ma a delinquere di sicuro, perché se continuiamo col paragone con Mafia Capitale, lì almeno gli ha dato l'associazione a delinquere, qua non gli ha dato neppure quello. Il giudice Nordio il 4 giugno a mezzogiorno, quando ha fatto la conferenza stampa sugli arresti del Mose, no, ha subito specificato che il Mose è la più grande opera ingegneristica al mondo e che qua si tratta semplicemente di 4 marioli, di 4 mele marce. Noi sappiamo invece che tutto lo scandalo non era una questione di corruzione, perché il Consorzio Venezia Nuova aveva ed ha la concessione unica. Che bisogno avevano di pagare mazzette per avere gli appalti? Ma quali appalti? Gli appalti non ci sono mai stati, solo adesso recentemente devono bandire qualche appalto, perché l'Europa ha detto alto là, dovete bandire ogni tanto qualche appalto, no? E difatti sono fermi con i lavori. Deviare i finanziamenti della legge speciale che doveva servire a salvare per questa grande opera doveva anche avere un consenso. Le mazzette venivano pagate per garantirsi tutte le approvazioni di tutti gli iter burocratici, amministrativi e tecnici dell'opera. Cioè, voglio dire, vi ricordate tutti la commissione di salvaguardia, no, che si era riunita tutta quanta e dovevano esaminare non so quanti libroni di progetto, invece è arrivato Galan, dove mai era stato presidente della commissione di salvaguardia, ha detto: ma qua si approva perché è un'approvazione politica, no? E dico, è stata comprata l'approvazione del Mose,
è stata assolutamente comprata in tutti i passaggi burocratici e amministrativi, perché tutti sapevano che questo progetto è un bidone. La valutazione ambientale del 98 aveva bocciato il Mose, no, perché aveva evidenziato tutte le magagne e tutte le criticità che oggi stanno emergendo, perché un'opera completamente subacquea evidentemente ha talmente tante criticità per quanto riguarda le incrostazioni, le cerniere che non funzionano, i POC eccetera eccetera, la manutenzione, cioè noi stiamo perseveriamo diabolicamente a voler che finiscano un'opera che prevede tra l'altro solo per manutenzione 100 milioni di euro l'anno, perché ogni mese bisogna prendere una di quelle paratie, con una nave speciale costata 55 milioni di euro e che è ancora davanti all'arsenale e adesso pare che funzioni, ma che hanno speso altri 8 milioni per aggiustarla, una nave incredibile, devono ogni mese prendere una paratia, portarla, vorrebbero all'arsenale, quindi anche lì arsenale magazzino del Mose, adesso forse si vuol tornare indietro e si stabilirà invece in alcune aree di Marghera i cantieri per fare la manutenzione, e bisogna cominciare a pulirle, risistemarle via di 100 milioni all'anno per un'opera inutile e dannosa, perché l'innalzamento dei mari, voglio dire, renderà assolutamente inutile quell'opera. Voi non so se vi ricordate che il Consorzio Venezia Nuova si è fidato delle valutazioni del Corila, un altro ente inutile che continua ad esistere, dove hanno detto qua nei prossimi 100 anni il mare si innalzerà al massimo per 22 centimetri. Ecco, tutte le previsioni da qua al 2100 sono assolutamente abnormi, cioè se l'innalzamento dei mari arriverà ai 100 centimetri saremo pure fortunati, per cui rischiamo di avere un'opera sul fondo del mare che dovrà effettivamente non innalzarsi una volta quando è previsto il 110 sul livello medio del mare, ma star sempre chiusa, e la laguna si trasforma in una cloaca, e il porto possiamo altro che grandi navi del qua e cossa, cioè rispetto alle previsioni per l'innalzamento dei mari l'opera è assolutamente obsoleta. Non solo, ma le evidenze di un sacco di ingegneri indipendenti che sono stati addirittura denunciati, querelati dal Consorzio Venezia Nuova, portati in tribunale perché criticavano l'opera. Ci riferiamo agli ingegneri di Tella, Vierno e Sebastiani, che avevano proposto un progetto alternativo e che sono stati addirittura portati in tribunale. Le perizie anche della società Principia, una società francese che aveva avuto era stato commissariato dal comune di Venezia, il sindaco Cacciari. Questo studio della società francese Principia ha dimostrato che in certi casi di condizioni meteo marine, con onda di 2,5 metri, con forza mare, non mi ricordo, non sono ovviamente un tecnico, ma queste paratie, e sono situazioni meteo marine che succedono una volta all'anno, ogni tanto e via dicendo, in queste condizioni meteo marine le paratie cominciano ad oscillare, perché non sono fisse, oscillano, e cominciano ad oscillare in un modo per cui l'effetto diga viene completamente vanificato. Quindi ha talmente tante criticità questa grande opera che continuare a perseverare a dire che bisogna finirla, ormai siamo arrivati al 90%, ormai non si può sprecare eccetera eccetera, dobbiamo finirla, anche se io non l'avrei mai fatta, Pellicani e Toninelli e tutti qua, io non l'avrei mai fatta, è stata una mangiatoia per la corruzione eccetera, però adesso dobbiamo finirla. Ma finirla? No, i commissari del consorzio nominati dall'autorità anticorruzione, che a questo punto anche Cantone veramente rappresenta solo la foglia di fico di dire ma qua la corruzione non c'è più, le grandi opere si possono fare perché c'è l'anticorruzione, anche lui veramente la foglia di fico, cioè nomina 3 commissari di cui uno si dimette, un finanziere per l'aspetto finanziario, un ingegnere che poi è l'ingegnere che ha fatto lo stadio della Juve a Torino, sarà un grande ingegnere, ma ingegnere idraulico non so se sia competente anche di ingegneria idraulica, e un altro che poi si è dimesso, commissari che tra l'altro sono incasinatissimi, sono in guerra col magistrato alle acque che dovrebbe controllare, che non ha mai controllato, perché sappiamo che i magistrati alle acque all'epoca erano stipendiati dal Consorzio Venezia Nuova, avevano l'anno i 400.000 euro, i 500.000 euro, perché non controllassero effettivamente quello che il Consorzio Venezia Nuova faceva. Ma almeno la sanzione a delinquere, non dico la sanzione mafiosa che ha avuto Roma Capitale, ma almeno la sanzione a delinquere,
c'era la cupola, si riunivano ogni tanto con Mazzacurati, il domino Mazzacurati, si riunivano le tre grandi imprese, le piccole delle cooperative e decidevano, ma tu paghi questo, io pago quello, ma non è associazione delinquere questa qua, no, Nordio, no, ma 4 mele marce, no, e gli ha dato solo quei reati per cui tutto sta andando in prescrizione e ci siamo accontentati dei patteggiamenti di avere qualche milione di euro in cambio, ma qualcuno niente addirittura perché chissà dove ha messo i soldi, no? Questo qua, l'amico qua che abita a Mestre, chissà, non si sa dove abbia messo i soldi, neppure li trovano. Allora, perseverare è diabolico, ma voglio dire, ma le associazioni ambientaliste da sempre dopo lo scandalo rivendicavano il fatto che venisse nominata una commissione di scienziati indipendenti che valutasse tutte queste criticità per poter decidere se continuare o meno questa opera, o meglio, chiaro che ci ha fatto delle opere in mani, ma la maggior parte inutili, no? Sono arrivati al 90%, ma il 90% di cosa? Dei sassi, del cemento, del ferro, che chissà che ferro ci ha messo dentro, perché su ogni cassone di cemento armato grande come un condominio c'era la mazzetta a Chioggia di 50.000 euro, mi pare, no? 50 milioni di mazzetta, adesso io con gli zeri, figurate, sono netto se mi trovo con gli zeri, ma le cooperative dei piccoli di Chioggia, no? Dovevano retrocedere su ogni cassone costruito, no? I cassoni di cemento armato sotto la bocca di porto, dovevano retrocedere non so quanti soldi in tutta la giostra delle mazzette che venivano pagate, ma quanto ferro ci ha messo dentro? Quanto ferro ci ha messo dentro? Cioè, non lo so, di sicuro hanno giocato sulla sabbia, sul cemento e sul ferro, no? Cioè, come qualcuno dice anche per il Ponte Morandi 50 anni dopo, non lo sappiamo. Ma voglio dire, il 90% delle opere con valore aggiunto, con profitto, no? Con utile d'impresa utile, perché addirittura sui sassi c'erano, hanno comprato una montagna in Istria e l'hanno svuotata di pietra d'Istria, ma c'era la mandola su ogni sasso di pietra d'Istria. Ma adesso manca tutta la parte elettromeccanica, tutta la parte più delicata, e hanno fatto gli appalti perché su quello fanno gli appalti e nessuno si presenta. Ma chi è che si mette a finire un lavoro che tutti sanno che sarà un bidone che non funzionerà mai e che se dovesse funzionare tra 20 anni, tra 30 anni, con i cambiamenti climatici in atto, con l'innalzamento dei livelli del mare, sarà un'opera assolutamente inservibile perché bisognerebbe tenerle sempre aperte le paratie. Allora, noi diciamo che almeno il governo cosiddetto il cambiamento, che ne so, che blocchi i lavori, che determini una commissione indipendente che analizzi l'opera. Invece Toninelli, così come sta facendo con tutte le grandi opere in gioco, con tutti i dossier, compreso le grandi navi, cosa sta dicendo sul Mose? Il 29 agosto si legge: il ministro delle infrastrutture Toninelli dice il Mose è sinonimo di sprechi e corruzione, sulla sua efficacia esistono molti dubbi, francamente mai avrei permesso un progetto simile, grazie, anche Pellicani l'ha detto. Si tratta di un'enorme catena di sprechi e corrutteli, è una questione estremamente complessa, al netto degli intoppi manca ancora poco al suo completamento, sono emerse criticità che andranno risolte. Nei prossimi giorni, annuncia il Ministro, sarà convocata una riunione tecnica sul tema per affrontare le numerose questioni aperte. Non esclude il blocco dei cantieri e le divergenze di vedute tra i commissari straordinari e gli uffici del Ministero. L'11 settembre, 10 giorni dopo, si legge: il Ministro Toninelli relaziona alla Commissione Ambiente della Camera, rispondendo appunto a Pellicani, e dice: c'è una sorta di paralisi da parte del soggetto tecnico operativo incaricato di realizzare l'opera per conto dello Stato, Consorzio Venezia Nuova, che continua a avere la concessione unica e continua a avere, altro che Autostrade per l'Italia, no? Cioè continua ad avere su ogni lavoro il 12% di oneri di concessione, ma ma che impresa c'ha dopo tutto in più anche il 12% e continua a essere anche dopo il grande scandalo che c'è stato? Inadempienza ingiustificata e pericolosa rispetto ad un'opera marittima che rischia di aggravare la condizione di manutenzione. Cioè allora noi ci chiediamo, ma bisogna ancora perseverare, ma siamo proprio diabolici? Il problema è nominare una commissione indipendente che valuti tutte le criticità e decidere varianti in corso d'opera. È chiaro che io dico tutto il cemento che c'è nel fondo, mica possiamo metterci una bomba atomica, no? Perché ci ha messo 18.000 pali conficcati sotto le 3 bocche di porto e i cassoni in calcestruzzo e via dicendo. Almeno decidere delle varianti. Tutte quelle opere che le associazioni ambientaliste proponevano, no? Cioè, ad esempio, solo il fatto che
le navi non dovranno più passare per la bocca del Lido, sia che vinciamo noi, sia che decidano di fare le banchine per le maxi navi oltre le 130.000 tonnellate a Marghera, a Canale Nord, sponda nord, no? Le navi non passeranno più per la bocca del Lido, ma allora perché non si decide di innalzare i fondali alla bocca di porto del Lido davanti alle paratie che sono lì, che stanno finendo di mettere le ultime paratie nella bocca di Lido, a Tre Porti già ci sono, innalzare il livello dei fondali, cioè adesso sono 12 metri cementificati, la quota di progetto del Mose, almeno davanti alle paratie innalzare, che ne so, fino a 7 metri, 8 metri, 7 metri, tanto le grandi navi non passano più per di là. Cioè, studi di scienziati indipendenti hanno dimostrato che solo questo potrebbe limitare il livello del mare almeno di 20 centimetri, 22 centimetri, ma questo non si può fare, non può essere questa una opera sperimentale come secondo legge speciale. Tutte le opere di salvaguardia della laguna dovrebbero essere sperimentali e reversibili e via dicendo. Cioè solo questo eviterebbe le acque medio-alte eccezionali che a San Marco, no? Sappiamo che a San Marco 80 cm sul livello medio del mare già abbiamo l'acqua alta. Ma altre varianti in corso d'opera, cioè ci sono altre soluzioni, altre paratie che stanno su pontoni galleggianti che potrebbero stagionalmente essere immerse sul fondo delle bocche di porto e utilizzate, poi la manutenzione per queste paratie sono pontoni galleggianti. Quindi blocco dei lavori e commissione indipendente che valuti come utilizzare quella parte del sistema Mose con altre soluzioni, assolutamente dal punto di vista della manutenzione meno costose, perché rendiamoci conto che 100 milioni di euro all'anno, no, per il debito pubblico, per i nostri figli e nipoti, è una cosa abnorme ed allucinante. Noi sappiamo che la legge speciale per Venezia definiva, mi sembra l'articolo 4, il cosiddetto comitatone, no? Il comitato di indirizzo e controllo per quanto riguarda gli interventi di salvaguardia della laguna. In quel comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio, c'è il Presidente della Regione Veneto, il Ministro delle Infrastrutture, i Trasporti, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dei Beni Culturali, il Sindaco di Venezia, il Sindaco di Chioggia, il Sindaco di eccetera eccetera eccetera, no? Cioè noi ricordiamo ancora, mi sembra il 23 novembre del 2006, quando il Presidente del Consiglio Prodi, all'epoca governo del centro-sinistra, aveva praticamente commissariato i ministri che erano contrari al Mose, no? E ha ottenuto quel voto plebiscitario del comitatone per il proseguimento dei lavori del Mose, nonostante il Sindaco di Venezia avesse votato contro, nonostante il Comune di Venezia avesse presentato innumerevoli soluzioni alternative al Mose, via dicendo. Quindi ora che ci troviamo con un comitatone che avrebbe Ministro dei Lavori Pubblici Toninelli 5 Stelle, Beni Culturali 5 Stelle, Ambiente Ministro Costa 5 Stelle, cioè voglio dire, questi potrebbero, se non fossero ritenuti per i coglioni dalla Lega, che ormai lì non c'è un governo di contratto, c'è un patto di potere scellerato tra Lega e 5 Stelle, li stanno tenendo per i coglioni, cioè voglio dire, avrebbero tutti i voti in comitatone per decidere che le grandi navi non vanno a Marghera, perché la soluzione di Marghera è aberrante, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico, perché il futuro della riconversione di Porto Marghera sarebbe segata dal fatto che decidessero di mettere delle banchine in mani nel canale nord, sponda nord. Ci sono industrie riconvertite, la Pilkington, la Fincantieri stessa e via dicendo, che sarebbero assolutamente danneggiate da quelle banchine. Non solo, ma i container, come ci sarebbe, no? E le petroliere che devono passare di lì, e i traghetti che devono passare di lì, ma è allucinante. Secondo me è assurdo, nessuno ci crede, neanche loro. Quindi nel comitatone, voglio dire, si potrebbe avere la maggioranza.